Io ci sono nato qui dentro, mi piace e tento di continuare più che posso perché ormai ho 70 anni e spero che con qualcosa ci sia qualcuno che porti avanti questa ideologia, non questa edicola, questa ideologia di libertà, di pluralità, di serietà, di impegno, di luce che facciamo anche nel mondo. L'edicola di Maurizio Pregnolato ha 75 anni di storia, un percorso familiare e imprenditoriale premiato di recente anche dall'amministrazione comunale di Treviso. Eppure per le edicole non sono anni facili, è cambiato il mondo della carta e dell'informazione, sono cambiate le abitudini. Tutti devono capire, cominciare dagli editori, che se chiudiamo noi, se noi moriamo, finisce tutto, perché non c'è più niente, non c'è la possibilità di alternative, non ci sono alternative, siamo noi le ultime alternative. Da qui la notte delle edicole, manifestazione nazionale che vedrà alcuni chioschi e negozi rimanere aperti in serata a luci accese, anche per ricordare che è dal 2009 che non vengono rinnovati i contratti con gli editori, basta un numero per capire che la situazione è al limite. Diciamo che noi volendo fare al netto guadagniamo un 10%, poco meno forse, si fa anche presto a fare i conti perché se un giorno quotidiano costa 1,20 euro guadagniamo 12 centesimi, quindi bisogna farne dei numeri. La riflessione di Pregnolato si fa poi generale sul ruolo dell'informazione cartacea. Non è morto, non può morire. Se è vero, è pur vero che le vendite dei quotidiani sono crollate quasi del 50% negli ultimi 20 anni e questo l'ho sempre detto, l'ho sempre scritto, non è perché la gente legge su internet, purtroppo la gente non legge. Insomma, il passaggio è epocale, dietro un'edicola c'è un mondo di diritti e di libertà che va salvaguardato per tenere la luce accesa. Grazie signora, grazie.